Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, quinta stagione su Video Mediterraneo ogni domenica sera a partire dalle ore 19, siamo in replica anche dopo la mezzanotte e volevo anche sottolineare alcune repliche della nostra trasmissione, la replica sul canale 605 il lunedì alle 21:30, il martedì alle 18, nonché anche su Mediterraneo News, canale 694, il lunedì alle 14 e siamo anche in diretta streaming su videomediterraneo.it. Vi ricordo pure che questa puntata la vedrete da domani, oltre che sul sito di Video Mediterraneo, anche sulla pagina Facebook appunto che si chiama Penalty. Abbiamo la possibilità di ricordare velocissimamente ancora una volta il numero del selfie fattibile già dalla prossima settimana? Allora, il numero è 336 92 07 27. Abbiamo anche un indirizzo email, programmapenalty@tiscali.it, se eventualmente volete insomma interagire con noi in puntata oppure anche durante il corso della settimana. Parliamo di promozione e una battuta veloce la devo fare però con Giuseppe. Promozione, parliamo soprattutto insomma di Ragusa che sta un po' soffrendo in queste categorie di promozione, prima categoria. Tra l'altro Ragusa adesso si è rilanciato con due società, New Team Ragusa e Ragusa. Sono tre perché c'è anche Marina, infatti. Quando arriverà il momento buono per le squadre ragusane di dettare legge anche nei campionati più di competenza? Tu che vivi la realtà ragusana. Io vivo la realtà ragusana, ma vivo un po' quello che è la realtà della provincia di Ragusa, che siamo una provincia con appena 300.000 abitanti, dove ormai le risorse sono quelle che sono. E quindi? E Ragusa si trova tre società, a Comiso c'è un'altra situazione. Scicli addirittura tre in prima categoria. E allora, io dico sempre, perché non si uniscono le forze, si programma, come dire, un qualcosa di più professionale per far sì che non ci siano tre in promozione, magari una in una categoria superiore. Ogni volta che parliamo di società che sono più del dovuto nelle varie categorie, però poi alla fine per carità sono delle società serie, sono fatte da persone che conosco, anche se un po' però mister mi perdoni, è un po' un circolo vizioso, perché abbiamo l'esperienza del territorio catanese. Adesso che il Catania soffre, il movimento sta cominciando a ripartire. Quando c'è una società grossa che va avanti rischia di fagocitare tutto il movimento. Sì, dipende come sono gli accordi. È un po' un cane che si morde la coda ed è una coperta corta un po' sempre. Ma allora, forse è la realtà catanese, però io dico questo, molto spesso una società grossa ha tutto l'interesse che il movimento continui, perché questo crea anche delle sinergie, cioè di giovani, di tifosi, di sportivi. Il discorso qui è che tutta la provincia di Ragusa ha fatto due passi indietro, perché quando c'era il Modica, il Ragusa, il Vittoria, erano tutti fra i professionisti, il Comiso, lo Scicli, erano in Serie D, quindi era una questione di risorse. Quindi ora che le risorse sono diminuite, quasi scomparse, ma diciamo quasi scomparse, e allora sarebbe, invece di fare un qualcosa di frammentazione, di fare un processo di aggregazione. Per carità, nulla togliendo ai meriti che do a questi dirigenti che fanno di tutto affinché sopravvivano fra mille difficoltà. Però bisogna vedere la realtà, diciamo, in cui uno in questo momento si trova. Questo periodo di recessione deve necessariamente creare delle speriamo che passi. Allora, non passa mai la nostra penaltina, la bellezza della nostra penaltina, che adesso subito ci dà i risultati del campionato di promozione, subito il girone A, anche in questa occasione terza giornata, oggi domenica 27 settembre. Con la schermata andiamo con i risultati del girone A. Borgata, Terrenove, Audace Partinico 1-6. Castellamare, Riviera Marmi 0-0, Città di Carini, Bolognetta 4-3, Città di Casteldaccia, Ares Menfi 3-1, Pro Villabate, Cefalù 1-0, Real Finale, Nuova Sancis 2-0. Allora, oggi è la prima puntata, quindi può succedere che qualche cosa si blocca, anche perché abbiamo dato una veste nuova grafica alla nostra trasmissione, ce ne scusiamo con i nostri telespettatori. Beh, la bellezza di Jenny però ci aiuta. Speriamo di riprendere al più presto la retta via, soprattutto in regia che comunque fa un lavoro
straordinario durante tutta la puntata. Parliamo di classifica, abbiamo il Riviera Marmi e la squadra di Castellammare con 7 punti. 7. E poi Monreale, Città di Carini, Nuova Sancis 6, Audace Partinico 5, Pro Villabate, Casteldaccia, Real Finale 4, Bolognetta 1, Prizzi, Ares Melfi, Cefalù 3, Borgate, Terenove 0. e Bolognetta 1, hai dimenticato? Sì, l'ho detta. Ah, l'hai detta? Allora Sì, sono sì. io che sono Ho saltato sbadato. Rigo, ma poi l'ho detto, tanto non c'è la schermata. Ha già imparato la tecnica televisiva, visto come è riuscita. Una battuta veloce su questo girone A? Dobbiamo intanto dare un aggiornamento. Ah sì, un sulla passo Ciriale? indietro Bene. Sull'eccellenza, perché è terminata la gara del Tupparello 1-1. Ah, La Ciriale bene, in pieno bene. recupero ha pareggiato con un gol del giovanissimo De Manuele. E siamo contenti. Quindi la Ciriale sale a 5 punti e l'Igea Virtus va a 4. È un pareggio che Pareggio salva pesante, un po' la faccia. un pareggio pesante perché non consente all'Igea di fare quello strappo in più e consente invece alla Ciriale di rimanere imbattuto. Chiudiamo un'altra volta la parentesi del girone B di eccellenza, riapriamo quella del girone A di promozione, un pareggio senza farsi del male, quello il big match tra le due squadre a punteggio pieno, il Questa è la classifica, il Castellammare e il Riviera Marmi. Non ne ha approfittato però la matricola terribile Nuova Sulcis, che vincendo poteva effettuare il sorpasso e invece perde 2-0 in casa del Real Finale. Si avvicinano alla vetta anche il Monreale che vince 3-1 a Prizzi e il Carini invece, che in una gara rocambolesca riesce ad avere la meglio del Bolognetta per 4-3. Bene, passiamo adesso all'altro girone, il girone B, anche in questa occasione terza giornata, i risultati insieme a Jenny. Acque Dolcese, Città San Filippo del Mela 1-1, Barcellona Pozzo di Gotto, l'iniziativa 0-0, Camaro, Città di Sant'Agata di Militello 0-2, Città di Messina, Messana 1-1, Città di Mistretta, Merì 2-0, Ionica, Pistunina 3-2, Torregrotta, Santa Giolese 3-1 e invece il Sinagra Ha come riposato. abbiamo detto, ha riposato. In classifica in testa il Città di Sant'Agata di Militello, guardiamo la classifica insieme naturalmente alla nostra Jenny. Città di Sant'Agata di Militello 7, Mistretta 6, Torregrotta 5, Ionica, Città di San Filippo del Mela, Pistunina, Santa Giolese, Acque Dolcese 4, Barcellona Pozzo di Gotto, Sinagra, l'iniziativa, Città di Messina 2, Camaro Massana 1. Bene, i soliti 30 secondi su questo girone B del campionato di promozione. Carmelo, Sì, come lo vedi? il Merì perde lo scontro diretto in casa col Mistretta. Merì attrezzato tra l'altro per vincere il campionato. Merì attrezzato, ma che oggi ha fatto un passo falso importante di cui ha approfittato il Sant'Agata di Militello, che vince 2-0 a Messina sul campo del Fanali della nobile decaduta, nobilissima decaduta Camaro. Al momento dunque Se mi posso permettere, il girone del Messinese, quindi Infatti volevo farti subito qualche domanda. Barcellona Pozzo di il Gotto. Il Sant'Agata ha una squadra di eccellenza, non ha allestito una squadra in promozione. L'hai vista ma di giocare? eccellenza. L'hai vista Sì, giocare? abbiamo fatto qualche amichevole e poi Quindi Sando, tu fra Sant'Agata e Merì dici Sant'Agata? Io ho visto giocare sia il Sant'Agata e il Merì perché ho visto la partita con la Sant'Angiolese. Con l'Acqua Dolcese e ti dico una cosa, che il Sant'Agata è una corazzata. Il Meria è ben allenata dall'allenatore, non mi ricordo adesso come si chiama, è l'ex giocatore Cataldi. L'allenatore è lui, Michele Cataldi, sì. è una squadra giovane che gioca, però ti ripeto, il Sant'Agata sta a vincere il campionato. Invece un tuo giudizio, Santo, sulla Ionica, se l'hai vista giocare? La Ionica- Perché la Ionica già da 2 o 3 anni che prova a fare il salto, non ci riesce, ma ogni anno Però a Santa Teresa organizzano, allestiscono squadre competitive. Sì, è una squadra giovane, non l'ho vista giocare, però me ne parlano bene ed è ben allenata. Però ti ripeto, il campionato di promozione del Messinese, il Sant'Agata, è una grandissima Insomma, se lo corazzata. dice Santo ci dobbiamo credere, lo conosce talmente assolutamente. bene. Sì, e sì, poi sì. Messina ha voglia insomma di Sì. far compagnia più possibile al Messina. Poi Sant'Agata di Militello penso che meriti è di una avere società esatto, con una un società. blasone. Esatto. È vero, è vero. Abbiamo un'altra pausa pubblicitaria e mi devo rivolgere come al Ricordo- solito alla nostra Jenny, mi devi ricordare il numero, perché serve per il selfie. Fatevi un selfie e poi Allora mandate il selfie al numero 336 9207 27. Aspettiamo le vostre foto, commenti, ciò che volete. non mandateci fotografie scocce però. No, vabbè, mi auguro. Bene. Ci vediamo tra pochissimo. Pubblicità.
Il calcio dilettantistico dalla Serie D sino al campionato di prima categoria, ogni domenica in diretta alle 19, da quest'anno sino alle ore 21. Vi anticipiamo anche che da novembre ci saranno delle novità incredibili, ve le racconteremo di settimana in settimana e poi scoprirete tutti insieme quello che Video Mediterraneo, ma soprattutto Penalty, sta preparando a partire dal mese di novembre. Insieme a Jenny subito con il campionato di promozione, parliamo del girone C, anche in questa occasione terza giornata di andata. A te i risultati. Risultati: Aci Sant'Antonio, Atletico Pedara 1-2, Adrano Biancavilla 0-2, Belvedere Sporting Trecastagni 0-0, Città di Catania Real Avola 0-0, Città di Mascalucia New Pozzallo 2-3, Pachino Real Aci 0-0, Real Città di Paternò Belpasso 0-0 invece a Riposo San Gregorio. In classifica abbiamo la squadra del Biancavilla con 9 punti, tra la sorpresa anche generale, ma devo dire che hanno allestito un'ottima squadra. Guardiamo la classifica al completo e poi la commenteremo insieme al nostro Carmelo e ai nostri ospiti. Come già anticipato Ettore, Biancavilla 9 punti, Belvedere Real Avola 7, Aci Sant'Antonio 6, Belpasso 5, Sporting Trecastagni Città di Catania 4, New Pozzallo Atletico Pedara 3, Real Aci 2, Pachino Mascalucia San Gregorio Adrano 1, Real Città di Paternò 1 e invece Atletico Pedara con un punto di penalizzazione. Perfetto, allora Carmelo, girone catanese completo di squadre che aspirano al passaggio di categoria e in questo momento questo Biancavilla sorprende. Il pacchetto di testa di fatto si è sgretolato, abbiamo lasciato 4 squadre a punteggio pieno dopo 180 minuti, ritroviamo il solo Biancavilla dopo 270 che fa un colpo importante allo stadio dell'Etna in quello che è un vero e proprio derby sentitissimo sul campo dell'Adrano. Tra Adrano e Biancavilla c'è una rivalità che va oltre il calcio e quindi il risultato di oggi è estremamente pesante. Inaspettatissimo il tonfo dell'Aci Sant'Antonio di Lucio Tosto che perde in casa un altro derby dell'Etna 2-1 contro il Pedara. Il Pedara di Romeo. Contro il Pedara di Maurizio Romeo, che fa una grande impresa. Che fa una grande impresa al comunale di via Marchesana. Si fermano a metà invece il Belvedere che pareggia 0-0 in casa con lo Sporting Trecastagni e l'Avola che non va oltre lo 0-0 contro il Città di Catania. Battuta con Giuseppe, Biancavilla 9 punti, 3 partite, partenza a razzo, probabilmente hanno impostato anche una preparazione atletica tendente a far punti all'inizio, però credo che dietro ci sia un team interessante e che potrà dire la sua. Beh, al di là del discorso preparazione che in queste categorie già sono diciamo abbastanza avanti perché sì, ormai si parla di staff e non di singolo sì, allenatore. sì, adesso quando... c'è questa ma credo che usanza, però, sia un ottimo modo per poter migliorare lo stato delle cose. Penso che anche il fatto emotivo è molto determinante. Io ho visto la classifica, visto che c'è un'Iblea in questo girone che è quasi tutto catanese, c'è sì. Il Pozzallo che tra l'altro oggi ha fatto un'altra impresa, è andato a vincere sul campo del Mascalucia. Che non è mai facile. Che non è mai facile, anche se il Mascalucia è una ripescata, sta avendo delle difficoltà, però insomma andare a vincere al buon aiuto somma non è mai facile, non sarà facile per nessuno. È una neopromossa, quindi... Poi invece Mestre, io volevo sfruttare anche le sue competenze di preparatore atletico. C'è un vecchio adagio nel calcio che dice: chi corre adesso c'è da preoccuparsi, nel senso che le squadre che sono già a regime adesso soffriranno più avanti. Ma non penso perché vedo che come dire, la categoria dei preparatori, così come quella degli allenatori, ormai si documenta parecchio, anche perché, visto i mezzi che abbiamo, soprattutto il web, determina anche come dire, una curiosità, oltre che un confronto così anche come dire, indiretto. E vedo che molto spesso come dire, le metodiche vengono aggiornate non c'è in corso d'opera, quindi improvvisazione. Magari si può partire benissimo, ma non si possono avere dei cali, se non per altri fattori che possono essere derivati magari da emolumenti economici, ma questo è un altro discorso. Quelli arriveranno a dicembre, magari... quelli arriveranno a dicembre, quelli arriveranno a dicembre. Speriamo di no, perché ci sono tante persone che come dire, arrotondano, vivono con questa attività, quindi
spero che... 30 secondi con Santo, Aci Sant'Antonio che perde uno scontro importante, come ha detto giustamente Carmelo, in casa con questo Pedara che è stato messo in maniera molto quadrata da Maurizio Romeo. Già il nome dell'allenatore dell'Atletico Pedara dice tutto, perché Maurizio Romeo non lo scopro io, è un allenatore di categoria, quindi poi è normale, l'allenatore porta con sé quei 4-5 giocatori che conosce, quindi già è avvantaggiato. L'unica cosa che mi fa specie onestamente è vedere il Real Paternò ultimo in classifica. Vabbè, pian pianino, la politica dei piccoli passi, neopromossa, io credo di... È anche vero che il nome Paternò non deve trarre in inganno, cioè il Real comunque arriva dalla prima, arriva comunque... Sì, però se tu vai a vedere i nomi dei giocatori, onestamente... E poi c'è il mister Busetta che specie, no? voglio dire. Ma diamo tempo, Sì, sono molto fiducioso. Sì, sì. Girone D a questo punto e chiudiamo il tabellino riguardante il campionato di promozione. A te la parola Jenny. Atletico Caltanissetta, Polisportiva Palma 2-1, Licata Canicattì 0-0, Macchitella Gela, Atletico Gela 1-2, Marina di Ragusa, Comiso 3-1, New Team Ragusa, Casteltermini 2-0. Ravanusa, Nizza 0-4, Santa Croce, Ragusa 1-1 e invece riposa l'Aragona. In classifica terza vittoria di seguito per un ritrovato Nissa che chissà potrebbe dire la sua in questa categoria e in questa stagione. Guardiamo la classifica, eccola. Nizza 9, Santa Croce 7, Marina di Ragusa, New Team Ragusa, Aragona 6, Ragusa 5, Macchitella Gela 4, Casteltermini, Atletico Caltanissetta, Atletico Gela 3, Licata 2, Canicattì, Comiso, Ravanusa 1, Polisportiva Palma 0 e invece Atletico Gela con un punto di penalizzazione. Allora, ho detto bene riguardante la Nissa, finalmente sta ritornando in auge il capoluogo di provincia. No, questo è un girone che è estremamente prestigioso perché oltre a c'è la Nissa, c'è Ragusa, c'è il Licata e ci sono altre piazze che magari non hanno fatto categorie importanti ma fra eccellenza e promozione negli ultimi anni hanno detto la loro, come ad esempio il Santa Croce. Questo è un girone di grande prestigio e le squadre stanno cominciando già a dare i primi segnali. La Nissa è a punteggio pieno, oggi ha dato una splendida prova di forza sul campo del Ravanusa, anche il derby di Santa Croce è stata una partita molto interessante e poi c'è da dire che l'Aragona oggi è riposato ma di fatto ha vinto 2 partite su 2, quindi anche l'Aragona è da tenere d'occhio e i successi di Marina di Ragusa e del New Team comunque lasciano intravedere un campionato grandi firme estremamente interessante. Il Ragusa è lì a 5 punti e secondo me Ragusa e Licata a dicembre allestiranno qualora avessero le forze e probabilmente avranno le forze per rimanere agganciate al gruppo di vetta. È un girone D quest'anno da seguire con grande intensità. Da seguire con intensità e qui ritorno a parlare con Giuseppe che tra poco congediamo, da seguire diciamo queste 2 squadre ragusane, queste 3 squadre ragusane perché giustamente non dobbiamo dimenticare che c'è anche il Marina di Ragusa, Ragusa e New Team Ragusa, 2 società di Ragusa, città, si dividono anche il campo in certo senso, ma chi potrebbe effettivamente dire la sua in questa stagione, secondo te? Guarda, io conosco, come dire, benissimo i componenti dello staff tecnico, sia dell'una che dell'altra squadra. Parecchi di questi giocatori li conosco e li ho anche avuti e li ho allenati. Ritengo che tutte e 2, come dire, possono ben figurare in questo campionato, anche perché le 2 società sono fatte, l'una, mi riferisco a Ragusa, da persone che sono navigate nel calcio, Sorbe e Tuccitto sono, come dire, ormai dei totem a vendere. Nell'altra società invece c'è il presidente Vitale che sta dando molta linfa con tanto entusiasmo e con un entourage di tutto rispetto a questa nuova realtà che vive, ripeto, sulle ali dell'entusiasmo, del campionato che hanno stravinto l'anno scorso. Fabrizio Vacca, l'allenatore, ha fatto un mister, campionato bellissimo. io non ho mai avuto modo di vederla giocare, ho letto le cronache sui quotidiani il lunedì, insomma, qualcosa sul web. La New Team però è da anni che gioca a memoria, è una squadra molto collaudata, l'anno scorso ha stravinto, ma ricordo anche prima, gli ultimi 2 o 3 anni in prima, ha sempre fatto campionati interessanti giocando bene, quindi
È una realtà secondo me che ha ancora margini di crescita. Teniamola importanti. d'occhio. Teniamola Teniamola d'occhio anche d'occhio. perché hanno un vecchietto terribile che è Carmelo Buonarrigo, che Bravo, l'hanno preso quest'anno. Carmelo può essere la Ma- ciliegina su una sì. torta di una squadra che però gioca a memoria. Certo. Sì, non me ne vogliono la mia squadra, Comiso, Sappiamo. che è un po' attardata, visto che ci sono state diciamo, delle lungaggini a livello di tempistica per fare Allestire la squadra. questa e il Marina, che magari è un gradino sotto, Sì. ripeto, le altre due di Ragusa, Per esempio il ma Comiso quest'anno nel il campionato Santa farà. Croce... Il Santa Croce è una società, Infatti volevo dirti sul è una Santa società, Croce, un'ottima società. In silenzio il Santa Croce può dire E la infatti sua, Santa Croce e Comiso, che sono anche due società di grande tradizione, che campionato faranno quest'anno? Beh, il Comiso, ripeto, sono partiti un po' in ritardo perché all'inizio c'era un'altra società, c'è stata una nuova dirigenza che ha formato una nuova società, ripeto, spero che possano La Vaccara sta facendo un buon lavoro già completare. dallo scorso anno, Sì. Parliamo del mister del Santa Croce. Allora, noi ci dobbiamo concedere da te, però prima un attimo dobbiamo fare una chiacchierata riguardo questa associazione dei preparatori, che abbiamo detto già all'inizio di trasmissione, diventa sempre una figura importante nell'ambito calcistico, soprattutto anche nelle società dilettanti serie, Sì, perché sì. ormai c'è il team, no, che lavora in simbiosi per far sì che i giocatori insomma riescono a dare il massimo per tutta la stagione. Sì, ripeto, l'AIPAC è un'associazione nazionale che come dire, racchiude tutti coloro i quali si occupano di preparazione fisica. L'ho detto come dire, in prima battuta quando mi hai presentato che si farà un ulteriore corso, si fa ogni anno un corso a Coverciano per diventare preparatori fisici e potersi Ci sedere. vogliono delle credenziali per partecipare? Beh, Almeno un diploma indispensabile la laurea in scienze Scienze motorie motorie, o in ISEF medicina vecchia. dello sport, Ho capito. ex ISEF. E poi ovviamente bisogna frequentare un mese per conseguire questo E per patentino. noi siciliani è un problema perché insomma la trasferta Ma di un è mese anche un problema anche, come dire, il periodo, perché molto spesso chi ha lavorato in scienze motorie insegna anche educazione fisica a e scuola. possibilmente devi quindi- seguire anche la squadra che allena, insomma, Ecco, è, e un- quindi- è un problema, e è un quindi è un problema. problema. Io direi di fare una sezione distaccata di Coverciano, soprattutto per quelli che da Napoli in giù debbono insomma attivarsi nei corsi. Ma basterebbe farlo in estate. Basterebbe farlo in Magari estate. li ospiteremmo qui in Sicilia, saremmo Certo, lieti certo, di certo. fargli gustare. Giuseppe Straquadaneo, finalmente ce l'ho fatta perché il nome per me è un dramma, ti ringrazio per la tua Grazie a voi, preparazione, mi squisitezza. complimento anche per come conducete la trasmissione, che veramente pensate a tutti, cioè, nessuno è escluso, quindi tra È il nostro l'altro obiettivo, cerchiamo le di vostre far- competenze di si far prestano bene. a questo lavoro. E Quindi, tu hai visto fuori diretta, prima dell'inizio, quanta gente ci lavora alle Sì. spalle, perché sappiamo benissimo che quando si va in diretta tutti aspettano i risultati, i commenti, quindi bisogna essere quantomeno preparati. Ti ringrazio, speriamo di vederti di ringrazio nuovo voi. presto in Con trasmissione piacere. da noi. Congedo anche a questo punto Carmelo, la prossima settimana ci rivedremo sempre qui a Penalty, campionato di Serie D, i 2 gironi di eccellenza e anche un'occhiata al campionato di promozione. Va bene? Assolutamente sì, io ringrazio te. E grazie per il ritorno a Penalty. No, sono io che ringrazio te per questa bella avventura che ricomincia e saluto ovviamente tutti i nostri telespettatori. Buona settimana di calcio a tutti, ci ritroviamo la settimana prossima. Benissimo, parola a Jenny per il numero di telefono e il lancio della pubblicità. Ricordiamo il numero di telefono 336 92 07 27. Mandate una foto, un commento, ciò che volete. Ma non su di te e per te, e ci teniamo a dirlo. Ovviamente quello che volete mandare mandate, non vi preoccupate. Benissimo. Magari in questo piccolo intervallo di pubblicità preparatevi con i selfie. Male che vale, li vedremo la settimana prossima. Certo, ovviamente. Ci vediamo tra pochissimo. Stanze piacevoli. Baby, my heart could still fall.
Bentornati a Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la domenica in diretta alle 19 su Video Mediterraneo, canale 11, dalle 19 alle 21 quest'anno, e da novembre straordinarie novità, perché insomma avremo modo di rivoluzionare anche in un certo senso il palinsesto appunto del programma sportivo. Sveleremo il tutto naturalmente di settimana in settimana. Adesso diamo il benvenuto e il ben ritrovato al nostro Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Sono felice di essere qui. Volevi fare una precisazione? Sì. Sottolineiamola questa cosa perché così non creiamo problemi. Io non sono l'addetto stampa del Mascalucino. Mi avevano scritto erroneamente gli autori qualcosa che io non c'entrava collaboro niente. col reparto delle comunicazioni, non sono però l'addetto stampa. Benissimo, parliamo di calcio a 5. Sì, esatto. Prima però della prima categoria? Sì, no, dico quest'anno sei questa... contento, no? Che parliamo di calcio a 5. Alla grande. Anzi, a tal proposito vado subito a presentare l'ospite, Esatto. perché con lui parleremo di calcio a 5, ovvero un mister della squadra APD Catania Calcio a 5. Parliamo di mister Dario Di Stefano. Ciao Dario, ben trovato. Ciao Ettore, grazie dell'invito. Il calcio a 5 ormai lo hai assorbito a 360 gradi, ma tu sei anche un intenditore di calcio a 11, sottolineiamola questa cosa. Provengo dal calcio a 11, sì. Voglio dire, sì, il primo amore non ti scorda mai, però il calcio a 5 ti sta coinvolgendo. Sì, molto, anzi sono orgoglioso di allenare in questo sport, anche perché ho così la domenica libera, il sabato ce l'ho. È giusto, perché il calcio a 5 gioca di sabato. Sì. Allenatore di una squadra di serie C2, giusto? C2, sì. Perfetto. Allora, campionato di prima categoria, mi avvicino a te perché siccome sono 8 i gironi, noi siamo costretti ogni volta giustamente a non poterne parlare tutti. Esatto, quindi esatto. dobbiamo fare una scelta. Qual è la scelta di quest'anno? Quali sono i 4 gironi che abbiamo scelto su 8? Parleremo del girone A, comprendente squadre della provincia di Palermo e di Trapani, Sì. il girone E, F e G. Benissimo, allora guarda, i risultati te li do io, in modo che così in maniera veloce poi mi fai il quadro. Parliamo Esatto. del girone A, Atletico Trappeto, Real Unione 1-3, Campobello batte Nuova Sportiva del Golfo 3-0, 5 Torri Trapani batte Salemi 4-0, Città di Giuliana batte Atletico Ribera 2-0, Fulgatore batte Balestrate 1-0, a Marsala Sciacca batte Libertas Marsala 3-0 ed infine Cianciana batte Strasatti 1-0. Effettivamente prima giornata c'è poco da commentare, no? Sì, esatto Ettore, più che altro salta subito nell'occhio che in ben 6 delle 7 partite una delle due squadre non ha segnato, quindi sicuramente ancora molte squadre sono in rodaggio, non è il caso comunque del 5 Torri Trapani che parte con un secco 4-0 e di Sciacca e Campobello che ne rifilano 3 all'odierno avversario, quindi comunque un campionato che ancora dovrà dare tante risposte perché è ancora presto. Parliamo adesso del girone E, come aveva giustamente anticipato il nostro Alessio. Prima giornata, i risultati sono i seguenti: Aci Platene batte Città di Aci Catena 1-0, ad Aci San Filippo Ciclope Bronte batte Aci San Filippo 4-0, Calatabbiano batte Città di Santa Venerina 4-2, abbiamo il Milo che rifila 4 gol all'Atletico Francavilla, Sant'Alessio Real Adrano 1-1, Randazzo Robur 1-1 ed infine Russo Sebastiano Giardini Naxos 0-0. E qui insomma mi sorprende un risultato di questo Bronte che va a vincere fuori casa 4-0. Esatto, ottima partenza del Ciclope Bronte che conferma comunque la tradizione di essere una squadra estremamente insidiosa. Ignazio Refice sta lavorando bene. Assolutamente sì, con i giovani di Bronte sicuramente sta raggiungendo dei risultati positivi sotto il profilo anche delle prestazioni e della crescita personale dei ragazzi. Io faccio un appunto, abbiamo lasciato l'anno scorso la lotta straordinaria fra quelle 4-5 squadre che si sono contese il primo posto nel girone F l'anno scorso, poi vinto dall'Adrano, ma Calatabbiano e Milo hanno cominciato da dove avevano finito, 4-2 secco in trasferta del Calatabbiano, 4-1 del Milo all'Atletico Francavilla, e saranno due squadre che secondo me come l'anno scorso si confermeranno ai vertici della classifica, Ettore. Sono d'accordo anche io su queste tue scelte tecniche di classifica. Adesso parliamo del girone F e seguenti risultati: Aquile Calatine batte Real Tremestieri 3-0, Carlentini perde in casa con il Lineri Mister Bianco 2-0,
D'Agata batte Militello Val di Catania 2-1, uno scontro importante, Motta Sant'Anastasia con Caramineo verrà giocato giorno 30, il Megara vince 2-0 con lo Sporting Priolo ed infine colpaccio della neopromossa Real Picanello a Mister Bianco contro l'NB Mister Bianco per 1-0. Real Picanello, che ufficialmente si chiama così perché non c'è stato il tempo del trapasso ufficiale in Lega, ma sarebbe il Città di Gravina. Noi per una questione di correttezza siamo costretti a chiamarlo Real Picanello, ma vive e vegeta a Gravina. A Gravina, grande vittoria dell'Ineri Mister Bianco, Ettore fuori casa Carlentini, e che sia quest'anno l'anno del Megara Augusta, che parte con un bel 2-0. Chi lo sa se si realizzerà il progetto della società megarese, che da tempo tenta il salto in promozione, non riesce spesso all'ultima giornata. All'ultimo crollo. L'anno scorso è stato il Real Città di Paternò a spuntarla, quest'anno la lotta sarà comunque equilibrata, ma potrebbe essere questo l'anno giusto per i megaresi. Vediamo un attimo una battuta con il nostro Santos, proprio su questo girone di prima categoria, riguardo anche al discorso che diceva Alessio, no? Come vedi il Megara? Al discorso del Megara, sì. nel 1992 sono stato un giocatore loro. Io dopo qualche anno l'ho pure allenato. Quindi non ero neanche nato. Quindi onestamente la città di Augusta onestamente non merita la prima anche categoria. se ha un problema che è il campo, cioè non hanno il campo. Io ricordo, non so se è sempre quello, il campo in terra gialla. È sempre... Sì, ma è chiuso da parecchi anni. È chiuso. Sì, perché dice che c'è traccia di amianto addirittura, quindi proprio è chiuso da anni e l'amministrazione comunale non riesce a trovare insomma, i finanziamenti per fare un campo in una cittadina come Augusta. Merita quantomeno l'eccellenza. È vero, è vero, è vero. Che ne dici tu su questa cosa qui, Dario? Sul fatto che Augusta si ritrova senza campo, ogni anno allestisce per cercare di salire di promozione? Ma sinceramente una piazza come Augusta è improponibile non avere una squadra almeno in eccellenza, come diceva Santo. Il problema è anche che a livello burocratico in 5-6 anni penso che sia chiuso una struttura del forse genere. Anche più di 5-6. Fanno il mercatino fuori. Sì. Comunque l'amianto è solo per lo sport, sì, non per il mercatino. Hai detto bene. Tra l'altro uno spazio immenso, quindi lì può venire veramente uno stadio bellissimo. Proseguiamo e chiudiamo il discorso del campionato di prima categoria, almeno sui gironi che tratteremo ogni domenica qui a Penalty. Parliamo del girone G. Anche in questo caso qualche risultato a sorpresa. Atletico Scicli batte Pro Ragusa 1-0. Calcio Vittoria, e questa qui è un po' la sorpresa, che perde in casa con lo Sporting Eubea 4-2. Città di Canicattini Modicanese 2-2. Floridia Scicli 2013 3-1. A Frigentini Solarino batte Frigentini 2-1. Per Scicli batte Rinascita Netina 3-2 ed infine la Primavera Catese che riposa. 3 squadre di Scicli, devi dire una battuta. Beh Ettore, è chiaro che quando ci sono queste realtà viene da riflettere, perché in un momento di crisi dove l'unione dovrebbe fare la forza, invece si poteva iscrivere un'unica squadra magari in promozione e cercare di vincere addirittura quel campionato di promozione, e invece se ne fanno 3 in prima categoria. Le scelte delle società saranno sicuramente ponderate, però comunque lasciano perplessi. In questo girone troviamo lo Sporting Eubea che l'anno scorso ha perso la finale playoff, però quest'anno sembrerebbe già in partenza candidata, no? Parte bene, un bel 4-2 a Vittoria, un campo molto difficile, anche il Floridia secondo me quest'anno, Ettore, si candiderà per i primi posti, il 3-1 allo Scicli 2013 è più eloquente che mai. Vedremo, questo secondo me sarà il girone più equilibrato di tutti. 30 secondi anche con i nostri ospiti. Dario, Città di Vittoria che l'anno scorso sappiamo benissimo che fine ha fatto, disintegrata, un titolo quasi completamente ormai abbandonato a se stesso, e riparte da questa prima categoria, però con tanti punti interrogativi forse. Ma sinceramente parte, ma non con la stessa società, perché quella è stata purtroppo una parentesi disastrosa, ma a livello di tutto, di organizzazione, di qualità, di gestione. Il problema là, un'altra piazza importantissima, e dalle ceneri di qualcosa si sta muovendo una società che si sta affacciando nel panorama della prima categoria comunque. Sì. Si spera di fare bene, però è dura. Mi sa che il cammino è molto difficile. Molto.
Un girone, questo appunto G di prima categoria, Santo, che vede ai nastri di partenza molte squadre ragusane, anche perché giustamente c'è la vicinanza e le hanno avvicinate perché le trasferte, come tutti sappiamo, costano e quindi la Lega giustamente evita le trasferte troppo lunghe. Però cosa ci fa pensare? Che una miriade di ragazzini in tante squadre, forse meno squadre, più qualità? Secondo me sì, anche perché in questo modo c'è dispersione dei ragazzi. Onestamente, come dicevate voi, 3 squadre a Scicli è veramente una cosa un pochettino che lascia un po' d'amaro in bocca, perché secondo me fare un'unica squadra, unire le forze, era la cosa migliore. E poi invece, riguardo la favorita, io vedo il Floridia, addirittura, dell'amico Carmelo Cristauro. Ah, che conosci? Presidente, certo. Presidente, sì. Che salutiamo. Certo. Bene, allora ci dobbiamo fermare perché abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di prima categoria. Tra poco, insomma, per la gioia anche di Alessio Patti, ma dei numerosissimi atleti che vivono il calcio a 5, parleremo del campionato di serie C1 e di C2. Passiamo la linea alla nostra Jenny. Ricordiamo il numero di telefono, 336 92 07 27, l'ho imparato a memoria. Bene. A proposito, sottolineiamo una cosa fondamentale, che i selfie possono riguardare tutte le categorie, certo, chiaramente, no? Tutte le cioè non è che c'è una selezione, no, tutte le categorie. Ovviamente su WhatsApp li potete mandare tranquillamente. Adesso andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Preparatissima. Volevo salutare Luca Bracciolano e Angelo Pandolfo, che sono stati i nostri 2 attori sia nella sigla iniziale realizzata da Imprinting Movie e soprattutto Francesco Carabino che l'ha ideata. E grazie per questa bella comparsata. Ma più che una comparsata sono stati dei protagonisti, ma veramente li ringraziamo anche per la disponibilità che hanno avuto. Possono cambiare lavoro, possono cambiare lavoro. Mai dire mai. Anche se mancava il nostro Alessio. Ah beh, c'era anche qui la nostra Penaltina che alla fine ha fatto questa sua apparizione Alessio. osè, direi, no? Molto... vabbè. Allora, parliamo del calcio a 5, lo facciamo subito con la Coppa Italia di Serie C1, esatto. Abbiamo una schermata, ce la racconti? Sì, esatto Ettore, perché ieri si sono giocate le 4 gare valevoli per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C1, i pronostici, per così dire, sono stati rispettati. Tutte e 4 le squadre che all'andata avevano vinto lontano dalle mura amiche si sono confermate questa settimana. Parliamo dello United Capaci che dopo il 5-4 della scorsa settimana ha battuto per 7-2 il Marsala Futsal nonostante l'assenza molto pesante di Torcivia, doppiette di Montevago e Dorio che sono stati trascinatori della squadra palermitana. Bene anche il Mascalucia che con il 2-1 marcato e firmato, Rotondo e Finocchiaro batte la Regalbuto e consolida il 3-2 dell'andata. Abbiamo delle immagini su quella partita, tra l'altro, sì, esatto. Nella vittoria del Mascalucia 5 calcio a 5, le possiamo già anche mandare possibilmente in sottofondo, una vittoria che permette probabilmente al Mascalucia di aspirare anche ad una potenziale finale? E ora sicuramente il sorteggio che decreterà la semifinalista schiarirà le idee alla società etnea, però è chiaro che sia l'Assoporto, che l'Assoporto ha battuto la Progella 4-2 e la Mabonat che ha pareggiato con Leonforte ed è passata in virtù del 3-0 dell'andata, o che sia anche lo United Capaci. Stiamo parlando di quelle che sono le 4 favorite poi per la vittoria finale, per la promozione in Serie B, quindi la vittoria finale garantisce sicuramente prestigio, ma poi se si vuole salire in Serie B tramite la Coppa Italia di Serie C1 bisogna andare a fare le fasi nazionali con le altre regioni. Lasciamo ancora queste immagini di sottofondo perché con mister Dario Di Stefano, hai visto ieri la partita del Mascalucia? Noi abbiamo giocato avete giocato sì, anche voi? A noi è iniziato il campionato, loro avevano la Coppa
loro inizieranno il 4 se non Sì, sbaglio sì. Alessio, no? Il 3. Il 3, Sabato 3. Noi la seconda giornata, perciò purtroppo non ci sono potuto andare. No, perché insomma questa serie C1 è molto molto interessante, come ha detto bene Alessio È quest'anno. una gran bella C1. Il problema secondo me principale che purtroppo soffriranno tutte le società è quel nella Catania-Palermo purtroppo I famosi trasferimenti. molto. È vero, Oggi costa molto, secondo me, meno fare una Serie B perché il girone Sicilia-Calabria che È più vicino. È più con 6 vicino. trasferte nel Palermitano e ovviamente anche le palermitane a venire qua sul catanese. È vero, è vero. Allora parliamo di questa serie C2 a questo punto, Sì, Alessio. esatto, Ettore. Una breve cappelletto sul girone A che vede da solo in testa il Pantelleria che vince per 7-4 fuori casa con il Palermo Futsal e si conferma al primo posto, quasi a sorpresa direi, ma forse neanche troppo. La società ha costruito bene durante quest'estate, si ferma per 6-6 la strafavorita Real Parco con l'altra squadra di Pantelleria, il Grazia fuori casa, mentre si rialza il Palermo Calcio a 5 che vince per 3-1 contro il Mistral Meeting Club. Dopo il mercato fatto dal presidente Messeri sicuramente dovranno arrivare comunque altri risultati. No, spiegami un attimo che è importante, ma vanno a Pantelleria a giocare? Cioè Esatto. i costi della trasferta mica sono di Esatto. poco conto? Beh, nel girone C c'è il Salina e fino all'anno scorso anche la Ludica Lipari. Beh, insomma, due la trasferta trasferte qua in d'aria è due isole. incredibile, Molto, cioè soprattutto molto. quelle di Pantelleria perché devi prendere un aereo per forza generalmente. Esatto. Insomma, stare E lì l'anno almeno... scorso sono saltate delle partite per via dei problemi legati capito. all'aeroporto. Ho capito, va bene. Allora proseguiamo adesso, calcio a 5, C2, girone B. Girone B, anche qui una prima in classifica solitaria ed è la matricola neopromossa Ramacchese che vince per 7-5 fuori casa ed esulta a Caltagirone contro i Calatini che l'anno scorso avevano fatto un grandissimo campionato nel girone D. Bene l'Acragas Futsal che vince per 8-2 agilmente contro il Futsal Macchitella dopo il pareggio della prima giornata. Si ferma il Futsal Mascalucia che dopo il 7-1 di 7 giorni fa cade per 3-1 a Gela, lamentando anche qualche torto arbitrale, però sicuramente la squadra gelese ha fatto vedere un gran bel calcio a 5, vittoria anche per Vigor San Cataldo, Gear Sport e appunto lo Sporting Soccer di Gela. Fai una bella domanda al mister allora su questo girone di serie Sì, io gli voglio C2. chiedere chi vede favorito nel girone B. A me piacciono molto l'Acragas Futsal. Solo ed esclusivamente secondo me l'Acragas punta a Futsal. vincere diretto Ma il... Agrigento vuole vincere tutto, Agrigento No, ha sta fatto vivendo un degli bel acquisti momento. importanti, ha preso Isgro comunque, poi ha anche della disponibilità economica, perciò... Ma perché è importante anche nel calcio a Secondo me 5? è essenziale. Santo, è incredibile, anche nel calcio a 5 diventa punto No, fondamentale. non è la nostra situazione o situazione di parecchie La squadre. Augusta Calcio a 5 però- Docet. Infatti. Purtroppo. Vabbè, ok, quindi Agrigento, come ha detto il Dire un mister, bel- candidata. Sì. Mentre nel girone C invece? Nel girone C abbiamo due prime in classifica, la Stella Rossa Santa Tecla neopromossa che vince per 8-3 fuori casa contro il Saponara, bene anche il Salina che vince per 2-1, piega fuori casa il Nike Club e continuano a punteggio pieno il loro cammino. Si ferma la Ciplatani Calcio 1970 di mister Stefano Bosco e del portiere mitico Marcello Latino. Il 4-4 maturato a Mortellito comunque non ferma le ambizioni della squadra composta da molti ex Acireale Calcio 5 che Ettore quest'anno non ha potuto compiere e adempiere alla propria iscrizione nel campionato di serie E questo ci A2. sorprende, questa cosa ci Serie- sorprende perché insomma la Ciriale, penso Dario, sia stata per molti anni un riferimento soprattutto nel catanese, no? Nel nostro Interland sicuramente, però purtroppo là anche a livello di gestione lascia il tempo che trova, poi il Palavolcan chiuso, spese di gestione e poi non voglio entrare in merito perché non so purtroppo le Però le vicissitudini cose della non sono società. andate per il verso giusto. Io credo che, non so se lei mister possa concordare con me, la Cireale Calcio a 5 ha avuto un grande merito, ovvero quello di lavorare sui giovani e quindi risparmiare molto anche a livello economico perché pagare dei giocatori di Serie 2, spesso anche brasiliani, comporta dei costi esosi e avere risparmiato lavorando con i giovani
può comunque avere rimandato l'inevitabile, perché già in passato, ai tempi d'oro, quando c'era Torcivia, Salomao, Da Silva, Bidinotti, già la Ciriale lamentava qualche problema economico. Hanno allungato purtroppo una situazione critica già da 3-4 anni, se non sbaglio. E comunque c'è da dare atto a tutta la dirigenza, Ugo Pedrina e via discorrendo, che praticamente hanno creato, che ora purtroppo non c'è più, dico, un settore giovanile importantissimo che comunque ha fatto parlare tutta l'Italia, avendo vinto svariati campionati giovanissimi allievi comunque a livello nazionale. Settore giovanile. Bene, allora a questo punto chiudiamo questo quartetto di girone di serie C1 con il girone D. Il girone D, il girone della PD Catania Calcio a 5 di mister Di Stefano, che batte il Città di Sortino per 6-1 e si rialza dopo la sconfitta della scorsa settimana per 8-5 a Canicattini, che vince comunque per 4-2 fuori casa contro il Siracusa Meraco e continua a punteggio pieno insieme al Villasmundo, al Città di Scicli, la squadra allenata da Mittelman, che vince per 6-1 fuori casa contro la Piramide, e con l'Arcobaleno Ispica, anch'essa a punteggio pieno con 6 punti, che vince per 5-1 contro l'Olimpia Siracusa fuori casa. E qui io voglio chiedere al mister. Intanto una vittoria positiva. Intanto una vittoria assolutamente positiva, con un giocatore che secondo me sarà un'arma importantissima per il Catania quest'anno. Stiamo parlando di Vagnosi, che è una validissima alternativa al bomber Pellegrino. Io non vorrei parlare del singolo, perché comunque per me i giocatori sono non parla di tutti singolo, uguali, anzi io li voglio bene a tutti, e comunque la situazione all'interno della squadra è molto più calma rispetto alla settimana scorsa, che siamo incappati, come sanno le persone, succede, dai. dopo 2 anni che non perdevamo. Noi succede, non perdevamo da 2 anni, sicuramente, anzi io devo lodare i miei giocatori, che comunque hanno avuto una reazione meravigliosa, e comunque il Sortino è una gran bella squadra, l'amico Nello Cavarra, molto giovane, e non per niente l'anno scorso ha vinto il campionato di C2, poi per varie vicissitudini non si sia iscritta in C1 e ha chiesto la riammissione in C2. Però dico che comunque se dovevo avere una risposta dei miei giocatori l'ho avuta alla grande. Senti, ma che campionato volete fare? Questa è una società che forse probabilmente ha un progetto. Sì, noi abbiamo un progetto, e comunque cosa. Io devo dire grazie a tutta la società che ci permette di divertirci, perché per noi è un divertimento, e spero che anche gli altri la pensino come me. Divertimento, insomma, allenamenti, trasferte, sacrifici, sono sacrifici più che divertimento. Già che uno stacca la spina per la vita quotidiana, si diverte facendo sport al coperto, è già tanto. Noi vogliamo fare bene, sperando di arrivare nelle prime 5 posizioni per ambire a qualcosa di importante. Noi ce la metteremo tutti. Abbiamo gli ultimi 120 secondi. Io volevo chiedere al mister un commento veloce sull'Arcobaleno Ispica, che per me, il mio giudizio personale, si candida tra le favorite per vincere il campionato, con una squadra di 97 e 98 richiesti in Serie A. La società li ha trattenuti perché vorrebbe conquistare la promozione l'anno prossimo. Le chiedo, mister, come vede questa squadra? Sono d'accordissimo con te, con la disamina che hai fatto. Io l'ho vista anche in C1, avevano lo stesso gruppo, comunque un gruppo giovane che è messo bene in campo, molto valido, e comunque il futuro è tutto dalla loro parte. Futuro anche nei giovani, comunque nella vostra squadra? Ci teniamo a dirla questa cosa, perché non pensiamo che il calcio a 5 sia soltanto un calcio. Hanno un giovane molto interessante, Ettore del Catania. Sì, che è Damiano Guglielmino, che io ci punto tantissimo. Hai detto che non parlavi di singolo. No, ma il singolo under mi piace proprio sottolinearlo. I vecchi devono andare a coricarsi. Benissimo. Speriamo che non ci sentono, insomma, quelli che da tanto tempo fanno calcio a 5, se no si arrabbiano, no? No, invece non devono arrabbiarsi, devono prendere atto del fatto che
bisogna ringiovanire tutto il settore, non solo a 5. Sei contento che abbiamo parlato di calcio a 5? Io sono una Pasqua. E tra l'altro dalle prossime settimane avremo anche ulteriori spazi. Allora siamo al momento finale dei saluti, parola subito al nostro Santo Mazzullo che ci ha tenuto compagnia per tutta la puntata. Abbiamo parlato principalmente di calcio di categorie che ti appartengono, Certo. adesso abbiamo chiuso con il calcio a 5. Tu un pezzinino al calcio a 5? No, solo 11. No, io non... Lo segui? Sì, Sì, ogni sì, tanto. lo seguo ora. Che Dario ci conosciamo dai So, tempi da tanto dell'oratorio, tempo, sì. quindi mi ha fatto veramente un enorme piacere incontrarlo e spero che possa ottenere i risultati perché è un allenatore bravo e merita. Bene, in bocca al lupo per il prossimo ingaggio. Spero di non tornare. No, di tornare magari allenando la squadra. Ci mancherebbe. Penalty porta bene. Penalty porta bene. Possiamo dire anche che posso tornare anche a Capo d'Orlando. Certo, mai dire mai nella vita, certo, mai dire mai nella certo, vita. certo. Salutiamo anche Dario, grazie per questa tua, seppur breve, partecipazione all'interno di Penalty, però ci ha dato un quadro ulteriore del calcio a 5. Io vi ringrazio di avermi invitato e spero che il calcio a 5 abbia sempre più visione in Sicilia. Soprattutto anche perché c'è adesso Penalty che ne parla, no? Assolutamente. Salutiamo sì. anche Alessio. Ettore, un abbraccio a te e a tutti coloro che ci hanno seguito. Benissimo, allora mi avvicino alla nostra Jenny che nella parte finale si è quasi riposata, già imparato a memoria anche il numero di telefono, lo ricordiamo dato che siamo in chiusura. Questo numero, così aspettiamo i vostri selfie, le vostre foto, i vostri commenti al 336 92 07 27. Vi raccomando, sì. Ci vediamo domenica Mi prossima. raccomando, non fotografie troppo Ma penso no, che perché lo ho paura sanno, di questa dai. cosa. Vabbè, ok. Credo che lo sanno. Benissimo, allora noi ci congediamo anche per questa sera, abbiamo inaugurato questa quinta stagione di Penalty, la seconda su Video Mediterraneo, vi ringraziamo per averci seguito e ci vedremo la prossima settimana, domenica alle 19 in diretta. Arrivederci a tutti.